Un incontro con i sindacati qui da parte del CUA per rilevare eventuali problematiche e cercare di smussare le difficoltà in vista anche di un incremento occupazionale. Allora, diciamo subito che i sindacati sono stati parte attiva in questo processo di rilancio del consorzio universitario, cosa che è avvenuta anche in altre province. La presenza dei sindacati è stata importante nella definizione di una nuova norma che adesso consente ai consorzi universitari di avere una certezza finanziaria e quindi la possibilità di fare una programmazione a medio e lungo termine. Con i sindacati ci siamo confrontati sulla possibilità direi concreta di potenziare l'offerta formativa anche dal prossimo anno accademico 2020-2021, ma è nelle cose perché il Magnifico Rettore ha già dato la disponibilità di attivare nuovi corsi di laurea e abbiamo anche discusso con il territorio, con i sindacati di quelle che potevano essere le esigenze del territorio. Speriamo di concretizzarle attraverso un'offerta formativa che possa accontentare quella che è la richiesta, la domanda che viene dal nostro territorio. Era doveroso incontrare il commissario. Come sindacato unitariamente ci siamo sempre spesi per il CUA, ex CUPA. Oggi abbiamo delle novità, speriamo che il commissario ci rassicuri rispetto al futuro di questo consorzio universitario. Dalle notizie che ci sono arrivate c'è una nuova attività formativa prevista per il consorzio di Agrigento. Sappiamo che già tanti ragazzi hanno fatto iscrizione per poter seguire i corsi di laurea qua ad Agrigento. Per noi diventa un motivo di soddisfazione. Un motivo di soddisfazione perché noi ci siamo impegnati tantissimo per mantenere il consorzio universitario, quindi questo polo didattico e universitario ad Agrigento. Vedremo oggi dall'incontro cosa uscirà dall'incontro con il commissario, per vedere anche di pianificare per il futuro una maggiore presenza dell'Università dell'Ateneo di Palermo qua ad Agrigento, per cercare di invogliare i giovani agrigentini ad iscriversi ad Agrigento, quindi a continuare gli studi nel nostro territorio. Con la consapevolezza che questo territorio agrigentino deve sviluppare, deve creare le condizioni per fare crescere l'economia. Ogni occasione, ogni circostanza è utile per alleviare i tanti problemi di questa città. La prospettiva è una: crescere. C'è una ripresa, c'è una grande voglia di frequentare questa università per diverse ragioni. Intanto perché la crisi economica che c'è nelle nostre parti impedisce molto spesso alle famiglie di garantire il doveroso impegno dei propri figli nell'università. Averla vicino casa, non andare a pagare affitti e viaggi e tutto quello che necessita per mantenere un figlio fuori sede, consente alle famiglie di dare questa opportunità. Questo significa anche arricchire questo territorio, perché le risorse economiche, quelle poche che ci sono, dei lavoratori, dei pensionati che contribuiscono anche al mantenimento dei nipoti, restano sul territorio e quindi l'economia si mette in movimento in un circuito virtuoso. Tutto questo chiaramente va monitorato, va tenuto presente di come poter ancora di più offrire questa offerta formativa anche e non solo alla nostra provincia di Agrigento. Diciamo così che è stato un grande impegno del sindacato unitario appunto mantenere la sede dei corsi universitari qua ad Agrigento. Sembra che si è potuta dare questa opportunità ad Agrigento e vogliamo anzi che cresca l'offerta formativa, che soprattutto cresca nell'offerta formativa specifica del territorio. È possibile, chiediamo con forza anche dei corsi universitari che abbiano quell'azione programmatica che riesca a sviluppare il turismo in questa provincia, nel territorio, perché siamo sicuri che questo territorio ha una grande vocazione turistica, ma sicuramente serve una grande cabina di regia quale può essere proprio l'opera universitaria.